festa della torta putana. Ciao ragazzi, so cosa fare domenica. Eh sì, è proprio vero. Ci sarà la prima festa delle puttane. Fa un po' ridere, ma è proprio così. Chiamiamo le cose con il loro nome. Mi trovo a Campiglia dei Berici, in provincia di Vicenza, dove sta per andare in scena la prima edizione della festa della torta putana, che è un nome che sicuramente fa sorridere, anche se in altre parti del Veneto ha un nome diverso. C'è il maccafame, per esempio, c'è la pinza, nomi diversi, però per una matrice che è unica, ovvero la tradizione contadina. E tra poco capirete perché, insieme al sindaco di questo paese. Intanto però andiamo a scoprire che cos'è, come è fatta questa torta putana, e per questo andiamo dalla signora Stefania, una specialista, una cuoca provetta. Allora Stefania, è difficile fare la puttana? No, no, è abbastanza semplice, veloce, basta organizzarsi un attimo. Che passaggi ci sono? Beh, allora per la mia ricetta io la sera prima prendo del pane raffermo, lo taglio a fettine sottili, faccio bollire il latte e poi verso il pane nel latte, lo lascio lì tutta quanta la notte e che si assorba tutto, che venga bello morbido. Quindi viene una sorta di impasto? Di impasto, sì, si assorba più tutto, è un buon impasto. Al mattino si fa la polenta con la farina gialla, si prepara la polenta, io la faccio cuocere una ventina di minuti anche perché dopo la torta va cotta in forno, dunque ha tempo di cucinarsi. Nel frattempo, finché si fa la polenta, preparo gli altri ingredienti che vanno messi dentro. Può essere l'uvetta la metto a bagno con l'acqua, la lascio in ammollo con l'acqua, dopodiché viene scolata, viene asciugata e si aggiunge della farina bianca. I fichi invece, prendo i fichi, li tagliamo a pezzettini sottili, abbastanza piccolini, sottili, e li metto in una padella con dell'olio e li faccio andare un 4-5 minuti che si scaldino, che si amalgamino, che lo zucchero si amalgami bene al fico. Poi prendiamo delle mele, le taglio a fettine sottili, delle arance, prendo sia le buccia che il succo dell'arancia. Dopodiché si prende l'impasto del pane che avevamo preparato, si aggiunge l'uvetta, i fichi, le mele, l'arancia, il succo d'arancia e la buccia e poi quando la polenta è pronta si unisce la polenta e si amalgama tutto, si mescola il tutto. Poi si prepara la nostra pirofila, la oliamo, si versa dentro tutto quanto l'impasto, si mette in forno e la lascio in forno un'oretta a 160 gradi. A lei che ha insegnato a fare questo dolce? L'ho visto sempre fare da mia nonna. Mia nonna era specialista di questa dolce. Seguendo mia nonna, guardando mia nonna, ma le aiutavo magari anche a pelare le mele, a tagliare i fichi e così. Guardando mia nonna mi sono fatta dare la ricetta della nonna e dopo... La nonna la faceva spesso anche un po' ad occhio lei, a volte veniva più morbida, a volte un po' più dura, poi se c'erano più fichi, più uvetta, meno uvetta, cioè non erano indispensabili gli ingredienti, andava dentro un po' quello che aveva e quello che, nelle quantità che aveva, insomma non era necessario, non c'erano delle dosi predefinite, ogni volta era diversa. Non c'era quindi una ricetta unica? La ricetta era unica, però le dosi potevano variare in base agli ingredienti che avevano in casa, insomma, in quel momento. Questa è Villa Repetta, il simbolo monumentale più importante di Campiglia. Ed è una villa che racconta la storia, il passato di questo comune. Ed è proprio lì che vanno cercate le origini, le radici del significato di questa torta, la torta putana, per l'appunto. Ci sono due teorie a confronto, anche se probabilmente quella più accreditata di essere veritiera
è quella che premia la saggezza e la virtù contadina. Perché si chiama puttana? C'è chi racconta che questa vicenda sia nata in una locanda vicentina quando un cameriere, inciampando sostanzialmente, fa cadere la torta ed esclama la puttana. Altri invece sostengono, molto più ragionevolmente probabilmente, che il nome sia associato al fatto che nella torta puttana ci sono tutti gli ingredienti possibili che possiamo proprio immaginare di mettere. È proprio una torta del riuso. Quello che noi possiamo e abbiamo in casa possiamo utilizzarlo per fare questa torta, che è naturalmente gustosissima. E questa una volta era una regola sacra in ogni famiglia contadina, vero? Questa era una regola sacra, certo. Quello che si aveva in casa si usava. Anche perché non c'era l'abbondanza di oggi. Non c'era l'abbondanza di oggi, si doveva per forza riutilizzare quello che si avanzava e lo si riutilizzava con gusto, dando ulteriore gusto. Quindi al di là della goliardia, è questo il vero messaggio che dovrà emergere, vero? È assolutamente questo il messaggio che noi abbiamo intenzione di tramandare, diciamo, con questa festa, con questa prima festa della puttana. Da una parte recuperare appunto le nostre radici, ma dall'altra sottolineare il riuso, il recupero, l'antispreco. Il sindaco mi ha confessato che c'è già un'accesa rivalità fra le 13 associazioni che parteciperanno. Chi fra loro sarà la più brava a fare la puttana? Questo è l'interrogativo. E come ogni concorso che si rispetti ci sarà una giuria tecnica e popolare, con qualche sorpresa. Sì, nasce come una sfida tra le associazioni del paese, 13 associazioni appunto di Campiglia si sfideranno a sfornare la miglior torta puttana. Si stanno già attrezzando e si stanno accaparrando proprio i cuochi e le cuoche migliori del paese proprio per vincere questo ambito titolo. Ci saranno ben 2 giurie a giudicare le puttane, una giuria tecnica, quindi più rigorosa, slow food e pasticceri, e una giuria popolare, che penso si divertirà molto in questo ruolo di giudici. Chi saranno i giudici popolari? Rappresentanti dell'amministrazione, rappresentanti delle associazioni e, perché no, spero anche i don del paese. Aspetto una risposta su questo. E con che cosa si accompagna la puttana? Con tanti... Facciamo. con un sacco di gente. Con che cosa si accompagna la puttana? Ma possiamo fare un semplice vin brûlé. Ah, questo non lo sapevo. Allora, appuntamento sabato e domenica 18 e 19 marzo, qui a Campiglia dei Berici, in quale ristorante o palazzetto? Ci troviamo tutti al teatro parrocchiale. Giustamente. Il posto migliore non c'è. Buona festa. Grazie Stefania, grazie Massimo, tanti auguri per questa festa, una tradizione bellissima e molto simpatica. E adesso finalmente chiediamo dentro quella puttana. Assaggiamo. Mamma. Stefania, posso dirtelo? Come te fai benti la puttana? Grazie. Buonissimo. Ciao ragazzi. Come è venuta? Ma eccezionale, buonissima. Buonissimo. Mamma che buona. Buonissimo.